All'inizio, quando gli è arrivata la lettera dalla regione, ha pensato si trattasse di uno scherzo, la burla di qualche conoscente. Era tutto vero. La regione Veneto, ufficio tassa di circolazione, gli chiedeva il bollo di un'auto già rottamata da tempo, una Nissan Patrol che aveva portato all'estero 10 anni prima. Ho portato una macchina all'estero e adesso, dopo 10 anni, mi chiedono di pagare il bollo di questa macchina, che non esiste più. Inutile spiegare le proprie ragioni e tentare di far capire che l'auto era stata regolarmente immatricolata in Austria. Le ho portate in Austria, matricolate in Austria. Cosa ne so io che devo venire in Italia a rottamarle in Italia? Mi chiedono, mi mandano da pagare 408 euro all'anno e non so perché. Anche i documenti redatti dall'agenzia di pratiche austriaca non sono stati sufficienti. Eppure, spiega Di Metto, io ho fatto tutto quello che mi era stato chiesto quando ho portato l'auto all'estero. Ti chiedono il libretto lì in Austria, il TÜV dell'Austria, il libretto di circolazione e tutto, ho dato dentro, normale, e mi hanno fatto le targhe austriache. Quelle italiane le ho tirate giù. Nell'epoca della comunità europea e delle comunicazioni telematiche sembra impossibile che tutto questo non si venga a sapere in automatico. La Regione Veneto vuole all'anno 408 euro all'anno, da 10 anni fa. Di sicuro non posso permettermi di pagare questa cifra, spiega Di Metto. Mi auguro che qualcuno intervenga per aiutarmi a uscire da questa situazione.